No, I'm not a writer. Sabato 18, ce la faccio? Maggio, hai visto che bravo? Vedi che ti dico anche le date adesso. Allora, che famo? Oggi mi trovi qui al solito ristorante e ti chiederai perché. Mo te spiego. Allora, intanto il microfono non lo sto usando perché me lo sono fatto sostituire perché aveva dei laschi, quindi martedì mi torna indietro quello nuovo, almeno spero che non mi mandino un ricondizionato. E CP, digli, sì, ci sei anche tu, ma sì, ci sei sempre anche tu, sì, cara del signore. Dunque, stiamo andando in un centro che è di riparazione camper, che l'ho conosciuto per sentito dire, me ne hanno parlato bene, io non ci sono mai andato, ci andiamo adesso per la prima volta per far vedere appunto il camper e farci fare il preventivo di... Porca troia. La prima infiltrazione che io ce l'ho, guarda, tutta qua sopra, vedi qua è tutto molliccio, desfatto, umido, che schifo. E in teoria già qua inizia a essere sano. Qua sotto me l'avevano fatto nuovo, quindi manca appunto questa parte qua sopra della finestra. Aspetta, vediamo questa di qua che non ho neanche controllato. Aspetta, e anche questa, guarda che robe. O no, boh. Cioè l'hanno fatto nuovo fin qua e dopo che l'hanno lasciato marcio, vabbè, mi hanno fatto metà lavoro. E vabbè, pazienza. Allora abbiamo detto quella parte lì, qui mi sembra sano. Sì, mi sembra sano. Comunque la parte sotto non è sana nell'angolo, anche qui la parte sotto nell'angolo non è sana. Speriamo non sia una silurata, insomma, spero sia una spesa tipo totale di 1000 euro, una roba del genere, insomma, che non sia di più, cioè già 1000 euro, di 2 milioni, casa mia. Casa tua non so, ma casa mia è di 2 milioni, porca troia. E il webasto, che anche quello è da mettere, vabbè, il prezzo più o meno lo so, ma va bene. Il camper più che altro glielo porto per vedere dove mettere le canaline, tutte quelle robe là, insomma, giusto perché così si fanno un attimo un'idea e dopo mi danno la conferma. Speriamo per le infiltrazioni più che altro, il prezzo per le infiltrazioni. Mi dici dove vado, cosa faccio, dove abiterò? In teoria dall'Amorosa, spero non sia una roba lunga, insomma, perché col ben che voglio Amorosa, ma a casa mia, dai, Nemo. Cioè, a casa mia ha i giardini magici ogni volta, ma a parte tanto i giardini magici, casa mia ha sempre, come si può dire, ha sempre tutte le mie cose, no? C'è tutti i miei straffanti, il mio computer, il drone, questo e quello, e porca troia. Quanto ti piace il melone a te? Tanto ti piace, buono melone, a noi piace melone. Vero che ti piace tanto il melone? È molto buono, è fresco e nutriente. Digli. Oh. 29 maggio? Quanti ne abbiamo? 19? Qualcosa di maggio comunque. Guarda,
Sto incollando i nuovi materassini comodissimi col tessuto bellissimo. Eccolo qua, proprio come lo volevo io, perfetto. Adesso questi sono solo appoggiati, gli sto mettendo lo strappo, vedi? E dopo glielo attacco come gliel'avevo attaccato prima. Adesso intanto col Bostik e dopo con delle graffette, la pistola a graffette.